Si terrà il Balbi lunedì prossimo alle 10 l'incontro tra sindacato e regione sul piatto è proprio il caso di dire il futuro di 340 degli 850 lavoratori impiegati nel servizio mense di grandi ospedali distretti sociosanitari del Veneto. Sindacato convocato per dopodomani lunedì 18 con una inaspettata telefonata giunta dalla regione nella tarda serata di ieri. Noi vogliamo un tavolo regionale perché è la Regione Veneto che si è fatta garante della qualità del servizio, dell'erogazione del servizio e dei posti di lavoro, insieme alla ditta che ha vinto, che ci presentino un progetto industriale. Lavoratori in bilico per la riorganizzazione del personale con il cambio del bando vinto il 5 dicembre scorso dalla Serenissima Ristorazione SPA di Vicenza. Diciamo che poi Serenissima è già dentro alla finanza di progetto del Sant'Orso e dell'ospedale Grando di Treviso e avendo vinto questa gara per 5 anni più 2 vuol dire che ha praticamente fatto è di fatto un monopolio sulla sanità del Veneto. Lunedì a parte resta ancora in piedi il previsto presidio di martedì 19 a tutela dei citati lavoratori. Noi manteniamo fede all'annunciato presidio perché noi non sappiamo che risposte ci darà l'assessore Coletto.